Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento del TAIUS Aperitivi con il Giurista. Come sapete è un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche organizzata con i fondi del Piano Strategico per la Didattica, quindi dobbiamo rivolgere un ringraziamento non solo al Dipartimento ma anche all'amministrazione centrale, quindi al nostro direttore generale che ci finanzia e ci supporta anche a livello emotivo per tutto l'apparato organizzativo. Il format lo conoscete, è molto semplice, è un'intervista che facciamo ovviamente ad un giurista, quindi a un esperto, un professore universitario, un avvocato, un giudice o comunque anche un giurista d'impresa con il quale discutiamo di un tema di attualità. Questa sera ne abbiamo scelto uno un po' particolare, il diritto successorio oggi fra diritto interno e diritto europeo, e ne discuteremo con il professore avvocato Fabio Padovini. Come sapete però da quest'anno c'è una novità che è la sezione Ingegno Friulano, una sezione dedicata a un personaggio del Friuli Venezia Giulia che quindi omaggeremo nella prima parte del TAIUS, e questa sera avremo il piacere di avere qui con noi il dottor Paolo Mosanghini che è il vice direttore del Messaggero Veneto. Come sapete tutti i TAIUS Aperitivi con il Giurista sono organizzati in collaborazione con ELSA, questa associazione studentesca, per cui passo velocemente la parola al professor Giuseppe Mazzanti che ci porta i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche e poi a Valeria Di Cerbo che invece ci porterà i saluti proprio dell'ELSA, di questa associazione. Prego Giuseppe, grazie. Sì, grazie Silvia. Porto i saluti della direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Ringrazio Silvia per aver ancora una volta organizzato un evento quale questo, nel quale vengono a comporsi la cultura e le eccellenze enogastronomiche del territorio. La ringrazio perché eventi di questo tipo ci permettono anche di fare orientamento in uscita per i nostri studenti e permettono inoltre alla ricerca universitaria, al sapere accademico, di essere divulgato a un pubblico più ampio. Ringraziandola ancora, lascio la parola a chi dovrà appunto parlare. Ovviamente il professor Mazzanti, essendo juventino, è velocissimo. Prima di farlo, come dire, tacere, gli diamo la maglietta del TAIUS, perché il professor Mazzanti è stato il primo ospite del TAIUS, il suo video su YouTube ha raggiunto qualcosa come 23.000 visualizzazioni, forse siamo già andati oltre, credo. Quasi è tutto di mio marito, il che mi preoccupa alquanto, ma non importa, per cui ti diamo la nostra maglietta perché non te l'abbiamo data allora, perché non c'era ancora la maglietta del TAIUS. Ok, grazie, stai qua con noi Giuseppe. Valeria Di Cerbo, ELSA, prego. Buonasera, io sono qua per portarvi i saluti di ELSA, che per chi non lo sapesse è un'associazione di studenti e neolaureati di giurisprudenza che opera a livello locale ma anche nazionale e internazionale. Questa si propone di unire il mondo del lavoro a quello dell'università tramite degli eventi, tra i quali vogliamo ricordarvi il più imminente, quello che si terrà l'8 maggio, una conferenza con tema la plastica, il diritto ambientale, le strategie dell'Unione Europea per sistemare questo problema, e la Green Economy, che si tratta dell'atto finale di un triennio in cui tutte le sezioni di ELSA devono appunto fare delle iniziative a tema. Il fil rouge di questo triennio è stato appunto il diritto ambientale. Un'altra iniziativa che avverrà sempre a maggio sarà la visita al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, e visto che i posti sono limitati, appena avremo conferma della data si apriranno le iscrizioni e l'iscrizione avverrà in ordine puramente cronologico, quindi non ci sarà nessun tipo di favoritismo. Un altro evento sono le Summer Law School, che sono una settimana che si può svolgere ovunque, in qualsiasi parte del mondo, e tratta di approfondire un tema in lingua inglese su determinati ambiti appunto del diritto, che può essere il diritto ambientale piuttosto che il diritto marittimo, il diritto industriale, eccetera. Per chi volesse ulteriori informazioni può rifarsi a noi, ai nostri social, piuttosto che al sito proprio di ELSA Italia, e compilare insomma l'application entro fine mese. Se no, ultima ma non meno importante iniziativa è la collaborazione che noi abbiamo con AIGA, che è l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che si offre di aiutarci in quello che è quella che è la scelta alla fine del nostro percorso universitario. Per chiunque avesse domande in merito appunto alla pratica, piuttosto che alla scelta se fare la pratica o meno, loro sono dispostissimi sia ad avere dei colloqui individuali, sia a avere contatti tramite mail o altro.
Io quindi vi saluto, vi lascio una buona serata e vi ringrazio. Grazie Valeria, so che ci rivedremo tra l'altro anche più tardi. Sì, sì. Rimanete qua giusto il tempo affinché io rivolga i soliti ringraziamenti che facciamo all'inizio in modo che possano sentirli tutti. Ringrazio ovviamente prima di tutto Marta Procuda, che è il mio braccio destro, è lei che cura tutta la parte organizzativa, gli studenti che collaborano anche proprio alla predisposizione delle domande che vengono rivolte ai nostri ospiti, Sveva Gregori di Yes Comunica che cura tutte le riprese audio e video, Marco De Anna e Andrea Lucatello del nostro ufficio stampa che curano tutta la grafica. A proposito della grafica vi ricordo che sono in commercio presso il nostro negozio, chiamiamolo così, lo Snite Shop dell'Ateneo di Udine, anche le magliette e le borse del Taius. Siamo partiti con questa nuova avventura dei gadget, se avete interesse potete anche rivolgervi ai nostri tutor che raccolgono loro le adesioni e poi vi fanno avere il materiale. Con questo direi che possiamo passare alla sezione Ingegno Friulano. Ringrazio Valeria, ringrazio Giuseppe, chiedo a Paolo Mosanghini di venire qui accanto a me. Grazie. Benvenuto Paolo, innanzitutto anche a te come benvenuto alla nostra maglietta e alla nostra borsa del Taius. Grazie, è una taglia grande. Sì, tranquillo, è tutto calcolato, proprio al limite. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto a Paolo Mosanghini, lo presentiamo anche se non ha bisogno di presentazioni, soprattutto qui a Udine, perché sapete tutti che è il vice direttore del Messaggero Veneto, però ha iniziato a fare il giornalista dapprima collaborando con alcuni giornali locali, poi è stato assunto proprio dal Messaggero Veneto e all'interno del Messaggero Veneto ha ricoperto diversi incarichi che lo hanno poi portato a diventare vice direttore. Ne ricordiamo alcuni: è stato vice del caposervizio della cronaca della città, prima vice, poi caposervizio del reparto attualità e economia regione, poi caposervizio della cronaca della città, poi è diventato vice caporedattore, poi caposervizio della cronaca della città e anche della cronaca della provincia, caporedattore all'ufficio centrale e poi infine è diventato vice direttore. Ricordo che è laureato in sociologia con un indirizzo proprio specifico sui mass media presso l'Università degli Studi di Urbino, ha discusso tra l'altro una tesi sull'ordine dei giornalisti e la sua tesi è diventata poi un volumetto intitolato Le regole dell'ordine, che è diventato proprio un manuale per i giornalisti praticanti che si preparano a sostenere l'esame. È sposato con Anna Maria, poi vedremo, la chiameremo in causa, Anna Rita, chiedo scusa, che poi chiameremo in causa tra breve, e ha due gemelli, Giovanni e Federico, che vengono anche menzionati nel libro che presentiamo e che in merito al quale vi diamo qualche informazione questa sera. Il libro al quale faccio riferimento è del 2017, è questo libro, Sbadanti, le peripezie di Ludmilla e nonna Rosa, cosa succede quando in casa serve un aiuto, un libro che vanta peraltro una introduzione di Tommaso Cerno e anche una postfazione che in verità, oltre a diciamo così, fa un po' il punto sul problema proprio dell'assistenza agli anziani e sul ruolo che le badanti nel nostro paese stanno sempre più svolgendo. Ora, la prima domanda che ti rivolgo, Paolo, è: come è nata l'idea di scrivere questo libro? Buonasera a tutti, intanto grazie Grazie Silvia per l'invito, ma il libro è nato per caso, come a volte così capita a noi giornalisti. Diciamo che mi sono incuriosito al tema perché probabilmente, vista l'età, mi trovo con amici, parenti e comunque anche a casa con badanti che girano e quindi tante volte mi raccontavano: non sai cosa mi è capitato con la badante di mia zia, di mia nonna, oppure anche a noi in famiglia. E così, per deformazione professionale, ho aperto sullo smartphone una cartella che ho chiamato da subito Sbadanti, dove così annotavo tutte le cose che ti venivano raccontate. Non tanto simpatiche, perché quando me le raccontavano nessuno rideva. È stato poi la svolta quando ho deciso di raccontarle in chiave ironica, quindi di rovesciare un po' quello che mi veniva raccontato. Tra l'altro hai deciso anche di mettere delle illustrazioni, ho visto delle illustrazioni di Edoardo Sì, Polino con l'editore abbiamo deciso di fare alcune vignette che questo ragazzo di Pasian di Prato ci ha fatto, sì. Senti, c'è una introduzione, dicevo prima, lo ricordavo, di Tommaso Cerno e a un certo punto Tommaso Cerno in questa introduzione descrive un po' il tuo libro definendolo un divertente e cinico libro che ha il sapore del saggio breve e della raccolta di novelle fulminanti. Io l'ho letto, devo essere sincera, questo cinico mi lascia un po' così. Tu cosa ne pensi? Ti ci ritrovi in questa definizione oppure no? No, non ti voglio mettere in difficoltà con Tommaso Cerno, che peraltro vedo che ringrazi anche alla fine per il supporto. Sì, vabbè, comunque non mi metti assolutamente in difficoltà, perché con Tommaso c'è un rapporto di amicizia che ci lega ormai da moltissimi anni e che ci vede anche discutere animatamente su tante cose, perché non è che con gli amici si va sempre d'amore d'accordo, ci mancherebbe.
E detto questo, anche secondo me, cioè io non gli avevo dato questa chiave di lettura, non avevo, secondo me non c'era questa vena di cinismo, però siccome siamo liberi e questa è stata una sua valutazione, io l'ho accettata come si accettano le critiche, a volte anche così, non sempre, a volte sono le critiche, a volte ci sono così no, i momenti nei quali ti dicono no, hai fatto un bel libro, però insomma devo dire che va bene anche questa punta che lui ha voluto dare, parlando appunto di questo sì. Senti, nella premessa poi tu fai alcune affermazioni che sono secondo me molto interessanti. Esordisci definendo il tema che tratti nel libro come serio e il libro forse no, con questo forse tra parentesi. Sì. Poi affermi, bisognerebbe affrontare la vita con qualche goccia di ironia in più per sgretolare i muri che poniamo tra noi e gli altri. Che cosa intendi con questa affermazione? Ma allora, il libro, l'hai detto tu, non è un libro che vuole trattare assolutamente in maniera seria questo problema. Ci sono le due facce della medaglia. Nella prima parte c'è il racconto di Ludmilla e della nonna, che hanno diversi momenti così di intrattenimento, ma di vita normale, quindi accadono questi episodi che io descrivo nel libro e che, ci tengo a ribadire, sono tutti veri. E ce ne sono tantissimi, poi da quando è uscito il libro ne abbiamo, con l'editore mi ha detto mettili da parte, faremo Sbadanti 2, ci sono nuovi dati e ci sono nuovi episodi che abbiamo messo via perché veramente è un mondo incredibile che si è aperto davanti ai miei occhi e che in qualche modo abbiamo voluto raccontare. Io volevo dire in realtà con quella frase lì che a volte prendiamo la vita, no? Ci prendiamo tutti un po' troppo sul serio, sul modo di vivere, sul modo di fare e pensiamo sempre di poter, cioè forse non pensiamo, capita di avere dei giudizi e dei pregiudizi nei confronti degli altri. Quelli sugli stranieri non ne parliamo, quelli sulle persone che conosciamo normalmente pure, perché a volte insomma c'è anche difficoltà di rapporti con il vicino di casa piuttosto che con chi no, ci sta lontano. E era in quel periodo una frase che continua assolutamente anche adesso ad essere pronunciata molto, che è quella di aiutare gli altri a casa loro. E proprio mentre io così mi sono messo ad affrontare questo argomento e così sono andato anche in alcuni luoghi dove si incontrano quelle badanti, ho pensato a come si può rovesciare a volte no, quello che viene visto e viene raccontato. Aiutiamo gli altri a casa loro, ma cosa diciamo di queste persone che ci aiutano in casa nostra? Tu dici una cosa bellissima, perché dici che sono un esempio di integrazione sociale, culturale e anche gastronomica. Sì, beh, questo è vero, perché comunque le badanti vivono giorni e ore all'interno di famiglie, si creano queste relazioni artificiali tra l'anziana o l'anziano e la badante, due persone che non hanno nulla in comune quasi sempre, a meno che insomma, non ci sia qualcuno che è più fortunato e che trova una persona che già ha avuto dei contatti con la famiglia. E quindi si integrano, devono integrarsi. Molte volte è la badante che fa i passi, no? Perché comunque è il suo lavoro e le viene richiesto uno spirito di adattamento che va ben al di là e ben al di sopra magari di quello che abbiamo noi, perché comunque sono lavori che, insomma, e impegni quotidiani che sono difficili anche per noi. E quindi è un esempio di integrazione, sì, perché torno al discorso che facevo prima, cioè le badanti vengono solitamente messe in regola, c'è comunque una parte di lavoro sommerso. Culturalmente hanno comunque no, dei rapporti con le famiglie, eccetera, anche se, devo dire, ho scoperto che così come 50 anni fa c'erano i fogolar pour l'Ans, adesso ci sono
so, i focolari ucraini piuttosto che polacchi, perché ho frequentato dei luoghi di incontro di queste signore, dove appunto ci sono 200 donne, tutte ucraine, insomma, o tutte polacche. E poi, come ricordavi, un esempio di integrazione anche culinaria, perché ho conosciuto badanti che con orgoglio mi hanno raccontato e mi volevano far assaggiare la loro broie de musette e ho visto delle nonne mangiare la zuppa con le rape rosse della quale non conoscevano l'esistenza fino a pochi mesi prima. Quindi insomma hanno portato senz'altro una cultura diversa, la loro cultura qui da noi, e noi siamo fermi a questo. Cioè, poi devo dire che in questo anno e mezzo più o meno che è uscito il libro, ho scoperto anche in questo caso l'altro lato della medaglia, cioè quello che accade nei loro paesi e nelle loro famiglie, che è un altro esempio proprio di superficialità a volte, no, nei giudizi che diamo, perché comunque al mondo non esistono, per esempio, i suicidi tra i bambini. Nei paesi dell'est, in questi paesi in particolare, negli ultimi anni ci sono stati circa 100 suicidi tra i bambini. E voi capite che ci sono dei problemi di uno scollamento e di una disgregazione sociale, no? E perché questi bambini cadono in queste gravi depressioni? Perché molto spesso le madri vengono qui a lavorare e li lasciano lì, vengono cresciuti dalla nonna nei casi più fortunati, ma in altri casi dai vicini di casa, no? Oppure quando le badanti tornano a casa loro diventano a quel punto delle sconosciute per la famiglia, perché tu hai lasciato tuo figlio, esatto, e sono nate le cliniche per curare le badanti che rientrano e che soffrono della sindrome italiana, cioè questo sdoppiamento di personalità che appunto della quale soffrono, e ci sono dati molto importanti, si parla di 2-3 mila persone in cura per questi tipi di disturbi. Senti, tu narri ovviamente diversi episodi, c'è un episodio al quale sei particolarmente affezionato? No, devo dire che mi sono stati tutti raccontati e sono molto così, e mi hanno sempre molto, ho cercato di raccontarli poi divertendomi. Uno per esempio che mi è rimasto impresso e che ti dico, ho cercato di rovesciarlo per divertirmi mentre lo raccontavo, proprio per creare l'effetto opposto rispetto a quando mi era stato raccontato, perché una famiglia in vacanza che pensa di essere tranquilla e lascia la badante e la nonna si sente così telefonare, la badante è scivolata in un centro commerciale sul pomodoro, sulla salsa di pomodoro di una pizza di un bambino che stava davanti a lei, e la badante con questi stivaletti bianchi che così ricordano, no, le calzature di queste persone, e la badante scivola, si frattura un piede, la nonna, che comunque così un po' persa, diciamo, se ne va per il centro commerciale. È un fatto realmente accaduto, non dirò qual è il centro commerciale, però ve lo lascio immaginare, qui a pochi chilometri alle porte della città, e la famiglia si sente chiamare mentre è in vacanza in Toscana, dice guarda, la badante la stiamo portando in ospedale, la nonna non sappiamo dov'è. E cioè tu capisci che sul momento non è che ti viene da ridere, no? Poi quando rientri ti trovi con il problema di una badante che hai assunto in regola e che da quel momento entra in malattia. E quindi devi trovare la supplente. Sostituto. Ci sono dei problemi non da poco. Ho cercato di sdrammatizzare quando raccontavo queste cose, ma ti garantisco che quando questa famiglia mi ha raccontato questo episodio non rideva. Ma è vero che si è fatta bionda la nonna nel frattempo? Ma poi lì ho un po' esagerato, non si era fatta proprio bionda, ma insomma era entrata sì in un salone di parrucchiera. Però ci sono 3 figure alle quali sei particolarmente affezionato, che sono le signore Teresa, Maria e Bianca, che poi si integrano però con la badante nel tuo racconto, cioè stringono un bel rapporto di amicizia. Ma sì, questo è un modo per raccontare anche la vecchiaia, no? E queste 3 signore che sono nate così da un incontro, da
una fantasia da come, non lo so, lascio così un Ok. po' Ovvio. al mare, Ok. dove tutti abbiamo magari dei vicini di ombrelloni curiosi. Nel mio caso così sono nate queste 3 figure di queste 3 signore che sono un altro modo di vivere la terza età rispetto alla nonna e appunto a Ludmilla. E sono 3 signore che si divertono, loro sì, con un certo cinismo, dicono, vabbè, da quando siamo vedove, insomma, Sì. ci Fanno divertiamo dei nonostante mariti. l'età. Sì. E quindi raccontano la loro vecchiaia, si divertono molto, diventeranno amiche di Ludmilla e della nonna, e ci danno un altro spaccato di quella che può essere la terza età, proprio come dicevo all'inizio del libro, cioè che a volte, no, sdrammatizzando e con un pizzico di ironia, la vita la si può affrontare un po' meglio. Senti, ho 2 domande personali, ovviamente tutti gli ospiti del Taius possono avvalersi della facoltà di non rispondere. La prima domanda che voglio farti è una curiosità: perché tua moglie Annarita non voleva che scrivessi questi pensieri? Lo dici alla fine, proprio nei ringraziamenti, dici, Ma sì, no, perché dice, ma magari poi pensano che queste cose sono successe tutte con la nostra badante, Ok. non la mia, Ok. quella che gira nella nostra famiglia per un problema che purtroppo abbiamo. E in realtà non è così, perché poi quando ha letto gli appunti ha capito che, insomma, però sai, le mogli sono tutte un po' critiche, no? Sì, ma tu Poi dici ero che lì, andrebbero scrivevo ascoltate qualche volta, almeno lo ammetti. almeno Quindi qualche questa è volta, una sì. cosa Questa è una volta che quella non l'ho ascoltata. Senti, Io l'altra per esempio l'ho ascoltata quando sceglievo il nome per la badante Ludmilla, perché dicevo dei nomi di signore dell'est e mia moglie diceva no, mi ricordo un altro lavoro. Allora cerca il nome di un'altra badante, perché tanti nomi dell'est le ricordavano queste signorine che non fanno le badanti. Poi è bello anche il collegamento, no, con il giorno in cui si è sposata la nonna, quindi è Ah, bello sì, questo sì, nome. sì. Senti, l'altra domanda personale: Giovanni e Federico, i tuoi bambini, ormai sono in terza media, l'hanno già letto questo libro o ancora no? Sì, l'hanno letto. L'hanno letto e Sì, allora è sì, piaciuto? Sì, sì. Sì. Senti, ti aspettavi che questo libro avesse così tanto successo? No. No, è stata una sorpresa per No. te. Ti ho detto prima, è nato tutto molto per caso, perché io avevo così creato questa cartella dove mi appuntavo tutti così gli episodi che mi venivano raccontati, e poi un giorno per caso, bevendo un caffè con Marco Gaspari, che era editore, gli ho detto, ma sai che io così ho messo via queste cose, proprio perché stavamo vedendo che passava una badante e una signora. E mi fa, ah però è interessante. E dopo un'ora circa mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, ho fatto una ricerca e in Italia nessuno ha ancora mai parlato di questo fenomeno. E poi io sono andato in vacanza, e in vacanza con l'iPad ho così sistemato un po' questi appunti prima di prendere di nuovo contatti con lui, però mi sono anche incuriosito perché ho pensato, ma quante sono? Cioè, e da lì un po' alla volta ho messo vicino i dati, ho cercato qualcuno che avesse in qualche modo fotografato il lavoro domestico di questo tipo, che mi potesse dare dei riferimenti sulla provenienza, sul numero di contratti che vengono fatti annualmente in Italia, e così un po' alla volta poi è nato il libro, ho messo insieme tutti questi dati e devo dire che ci sono stati poi degli incontri nazionali, no? A Milano, a Roma, a Firenze, eccetera, e hanno sempre cercato di avere un contatto e di portarmi lì a sdrammatizzare quei momenti così un po' pesanti nei quali si affronta questo tema, perché insomma, diciamo la verità, non è un tema così facile, no? Perché poi se ti soffermi a pensare alla badante, ci sono varie reazioni anche tra i figli. C'è chi lo vive con il senso di colpa perché comunque deve lasciare la mamma, la nonna, il papà eccetera a una persona che fino a 2 ore prima è sconosciuta. Tu esci di casa, lasci la badante con Ludmilla, chiudi la porta e dici vabbè, speriamo bene, cioè tu non conosci il vissuto di questa persona fino in fondo. E quindi insomma devo dire che poi è nato tutto un po' alla volta, e da quando è uscito il libro ci sono state moltissime soprattutto donne, nonne anziane che si sono avvicinate a me e mi hanno raccontato la loro storia con le badanti,
e ci sono state all'inizio molte badanti che si sono incavolate, e poi no, poi abbiamo chiarito un po', perché è vero che nessuno aveva mai parlato di loro, però qualcuno mi ha detto, devi parlare di noi proprio così, cioè dipingendoci come pasticcione. Poi in realtà hanno capito qual era invece la chiave di lettura, che non volevo insomma dipingerla così, ma semplicemente trattare un argomento con leggerezza. Certo, con ironia. Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare perché so che devi anche tornare in redazione, anzi ti ringrazio tantissimo di avercela fatta, essere qui con noi. Che differenza c'è tra lo scrivere un libro come questo e lo scrivere un articolo per il giornale? Tu scrivi ovviamente, non sei solo vice direttore, ma scrivi anche sul Messaggero Veneto. Ti danno la stessa soddisfazione, ti danno soddisfazioni diverse, difficoltà diverse? Allora, io mi sono avvicinato alla scrittura di questo libro da giornalista. Io non ho mai pensato di farlo da scrittore o comunque in un modo che non mi appartiene. Io sono un cronista e ho sempre fatto cronaca e penso di averla fatta anche attraverso questo libro, raccontando quello spaccato lì. Mi ero talmente incuriosito al tema delle badanti che un paio di volte mi sono seduto ai giardini di Via Dante, che è un altro focolare ucraino all'aperto, dove soprattutto il sabato mattina le badanti si incontrano e arrivano. Io ovviamente non capivo una parola, mi avranno guardato come un maniaco perché ero l'unico uomo in mezzo a questo giardino, e non capivo una parola, ma cercavo di leggere un po' il comportamento, no, di queste signore, appunto da cronista curioso che indagava non tanto quello che potevano dirmi, ma quanto mi potessero raccontare attraverso i loro sguardi, i loro atteggiamenti, i loro occhi. E quindi sono rimasto lì e mentre loro parlavano in ucraino, in non so cosa perché non ho capito niente, ho visto alcune donne contente, altre magari tristi, ho visto delle donne che piangevano e quindi così poi ho cercato, poi quando ho raccontato il libro non ho ovviamente raccontato tutto, abbiamo insomma messo insieme alcuni degli episodi che abbiamo poi scelto insieme all'editore. Però, ti ripeto, mi sono avvicinato come fa un cronista che deve raccontare un fenomeno. Certo. E poi il libro mi ha dato ovviamente tante soddisfazioni, forse perché ho così messo l'occhio su un fenomeno che fino a quel momento non era stato così raccontato in questo modo. E quindi poi da lì è nata la curiosità e continueremo a parlarne ancora. Ok, noi vi consigliamo ovviamente di leggerlo, il libro, lo ricordo ancora, si intitola Sbadanti, le peripezie di Ludmilla e nonna Rosa, cosa succede quando in casa serve un aiuto. Ringraziamo tantissimo Paolo Mosanghini di essere stato qui con noi, grazie Paolo veramente, è stato un piacere per me. Grazie a voi. Grazie. Proseguiamo con il professor Fabio Padovini che invito ad accomodarsi qua vicino a me. Benvenuto professore, anche a lei ovviamente la maglietta e la borsa del Taius come segno di benvenuto. Intanto la presento, anche se anche il professor Fabio Padovini qui a Udine non ha bisogno di presentazioni, però ricordiamo che è professore ordinario di diritto civile presso l'Università di Trieste, dove tiene, oltre al corso ovviamente di diritto civile, anche il corso di diritto della pubblicità immobiliare. In precedenza come professore associato dal 1993 e poi quale professore straordinario dal 2000 insegnava ovviamente anche istituzioni di diritto privato. È membro della direzione del comitato editoriale di numerose riviste, ne ricordo soltanto alcune: Giustizia Civile, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Rivista di Diritto Privato, Rivista di Diritto dell'Impresa, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, referì di altrettante numerose riviste, tra cui Contratto Impresa, Rassegna di Diritto Civile, Danno e Responsabilità e Vita Notarile.
È stato relatore in oltre 200 convegni e seminari, nazionali ma anche internazionali, autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche, mi perdonerà se non le ricordo tutte. È stato membro del Consiglio direttivo dell'Associazione Civilisti Italiani dal 2007 al 2017 ed è tra l'altro socio corrispondente della Gesellschaft für Rechtsvergleichung. Ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 1981, dal 1998 è anche avvocato cassazionista, svolge la funzione di avvocato davanti alla giurisdizione ordinaria in tutti i gradi e anche la funzione di arbitro in arbitrati nazionali e internazionali ad hoc e amministrati. Ovviamente, essendo un giurista, anche al professor Fabio Padovini noi rivolgiamo la classica domanda di apertura dei Taius, ovvero sia perché e come ha scelto di iscriversi a suo tempo alla facoltà di giurisprudenza. Innanzitutto grazie per questo invito, Grazie grazie a a lei. Silvia Bolognini per avermi fatto andare indietro nel tempo, perché ho scelto, come tutti gli studenti dopo l'esame di matura avevo dei grandi dubbi e ho deciso di non scegliere, potrei dire, perché tutti gli studenti che scelgono di fare giurisprudenza decidono di non scegliere, perché giurisprudenza è la facoltà che ti consente di rinviare la scelta al dopo laurea, rendendo la scelta molto più difficile, perché hai 25 anni e ti poni tante domande. Al di là di questa osservazione, io avevo sempre un grande interesse per il mondo delle scienze umane e tra le facoltà che si prospettavano allora, economia, giurisprudenza, scienze politiche, optai per quella che mi sembrava quella più strutturata, quella meno giovane e quella soprattutto che poteva offrire più opportunità di impegno per il dopo e quindi non soltanto attività di studio, a cui forse già allora in maniera imprecisa pensavo, ma anche attività di lavoro subordinato, ma anche attività di lavoro libero professionale. Cioè l'idea di poter scegliere un corso di laurea che mi offriva molte opportunità mi sembrava una scelta saggia od opportuna. E poi ho rinviato la scelta. Ma è una scelta della quale si è pentito, che rifarebbe? La domanda credo che abbia due risposte. Se la rifarei nel 1975 quando la feci, la rifarei sicuramente perché, devo dire, già da giovane immaginavo di fare quello che ho fatto e credo di poter dire di essere ragionevolmente soddisfatto, pur con tutte le difficoltà che i lavori che svolgo portano con sé. Oggi credo che bisognerebbe affrontarli in un modo parzialmente diverso. Ma consiglierebbe a un giovane di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza? Non diciamo di Udine o di Trieste, perché se no Io direi che è una facoltà per intenderci. sì, anche se non si potrebbe neanche più dire facoltà. Io credo che sia tuttora un bel corso di laurea, una bella strada, credo che vada affrontata con un impegno, una determinazione diverse rispetto che in passato. Oggi merita di essere fatta se credi e vuoi essere un ottimo studente, se credi e vuoi essere determinato, nonché se accetti di studiare le lingue straniere, in particolare la lingua inglese, perché oggi un giurista che si laurei e che non conosca la lingua inglese è un giurista destinato a non avere futuro. Professore, veniamo al tema che abbiamo scelto per questo Taius, il diritto successorio oggi fra diritto interno e diritto europeo. Partiamo proprio dalle basi, che cosa intendiamo per diritto successorio e quali sono le fonti che lo regolano? In termini molto molto generali, credo che sia noto a tutti che il diritto successorio è quel insieme di regole e di istituti che disciplinano le vicende collegate alla morte di una persona e quindi le regole che governano di principio la trasmissione del suo patrimonio. Oggi, per la verità, i confini che storicamente erano confini concentrati sui profili patrimoniali, oggi tendono ad allargarsi e nell'ambito del diritto successorio si tendono a ricomprendere anche fenomeni non strettamente patrimoniali di vario genere. Gli ultimi casi sono quelli che riguardano la gestione post-mortem degli account presso Facebook e quant'altro, con problemi interessantissimi e difficilissimi da risolvere. Le fonti
nel nostro sistema la fonte principale, come sempre per i temi del diritto privato, è il codice civile, che dedica un libro alle successioni, però io credo che vada ricordato come diritto delle successioni non è soltanto il codice civile, ma ci sono anche molte norme collocate in ambiti diversi che si occupano di successione. Sono norme che si occupano della successione nei rapporti agrari, nei rapporti di locazione. Ci sono quelle cose stranissime come il maso chiuso che sono regolate da una legge provinciale della provincia di Bolzano, quindi il diritto successorio non è solo il codice civile, ma certamente è un complesso più ampio di norme che vengono a costruire un sistema oggi in realtà non più compatto come era una volta, perché oggi il diritto successorio era compatto, si può ancora percepire ragionevolmente compatto nella struttura del codice, ma poi quando si vanno a vedere le norme disseminate qui e là diventa un magma dai confini non sempre facilmente percepibili e con regole molto diverse di volta in volta. Quali sono le caratteristiche proprio del diritto successorio italiano, i principi sui quali esso si fonda? Beh, io credo che possiamo immaginare due grandi idee, con grandi. Da un lato il nostro sistema è ancora fortemente improntato alla centralità della famiglia o di modelli alternativi alla famiglia in senso classico, ma insomma certamente grande rilevanza alla famiglia in senso classico, probabilmente, e qua dico forse una cosa che prevengo una domanda successiva, non lo so, forse un peso eccessivo, una centralità eccessiva della famiglia in senso tradizionale rispetto a quella che è la realtà della vita odierna, in particolare una centralità al rapporto coniugale che postulava un matrimonio stabile nel tempo, ma che oggi deve fare i conti con un matrimonio che è a dir poco liquido. E poi l'altro grande principio che ancora oggi rimane lì fermo, saldo, è il principio dell'autonomia testamentaria, insomma l'idea che ciascuno di noi possa fare il testamento che vuole fino all'ultimo giorno della propria vita e che ciascuno di noi possa essere curioso, singolare, ironico, scherzoso anche col testamento. Questa è l'idea di fondo del nostro sistema. Prima anticipava il discorso proprio sulla famiglia, sul matrimonio, ma secondo lei il diritto successorio italiano, così come è strutturato oggi, può essere considerato aderente alla realtà sociale attuale? Credo di averlo già fatto capire, assolutamente no, assolutamente no, perché il nostro sistema, che oggi, che nasce col codice civile del 42, ma oggi è quello formato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è un sistema dove grande importanza ha il rapporto coniugale e grande importanza ha l'idea di rapporto familiare in senso lato, ciò che sicuramente non è oggi adeguato alla realtà sociale, perché noi non dobbiamo trascurare che negli ultimi 50 anni la vita media delle persone si è allungata di poco meno di 20 anni, non dobbiamo trascurare che il matrimonio tende a sciogliersi, a venir meno oggi nella metà all'incirca dei casi. Non dobbiamo dimenticare che la popolazione e il tessuto è profondamente cambiato, per cui in sostanza oggi si viene ad attribuire, per fare due esempi ma che credo siano sufficientemente chiari, si riconosce il ruolo di legittimario, cioè di parente che ha diritto a una quota di riserva sempre in ogni caso, al figlio o al nipote del defunto. Negli anni 40 il figlio o il nipote che era legittimario era una persona giovane di 25, 30 anni, 35. Oggi è un anziano persona di 60 anni che è legittimario rispetto al papà che ne ha 90, per cui
il quale non ha nessun bisogno di tutela perché ha già la sua bella pensione o ci sta per andare e gode della tutela come legittimario non per sé ma in realtà per i suoi figli, con un fenomeno che evidentemente rappresenta una eterogenesi dei figli. Dall'altro abbiamo il fenomeno, su cui non voglio essere scortese, delle seconde mogli, ma voi sapete che hanno fatto in Francia, faccio una battuta collaterale ma che è sempre molto istruttiva, in Francia hanno fatto una grande riforma del diritto delle successioni negli anni 2000, hanno fatto più riforme e i francesi, che sono persone serie, hanno preceduto la riforma da una indagine di mercato e hanno voluto scoprire chi sono i beneficiari delle successioni. In particolare si sono chiesti a che cosa corrisponde la figura del vedovo barra vedova. In particolare hanno voluto scoprire qual era il sesso del vedovo o della vedova e hanno scoperto, vi dico subito la risposta così non vi tengo, in sospeso che, attenzione, in tutte le decadali di età, in tutte le regioni della Francia, quindi non è questione di età e non è questione di ambiente, la percentuale delle vedove rispetto ai vedovi, cioè su 100 vedovi qual era il campione, era 86 a 14. Al di là di questo dato, che devo dire è allarmante per i signori presenti, ma che deve indurre a pensare però e a riflettere, sotto tanti profili, perché io sono profondamente convinto che non sia una pura questione di longevità, ma probabilmente le donne sono più attente, più accorte, sanno gestire meglio la loro vita, non si prendono certi rischi, quindi sono più brave. E al di là di questo dato credo che oggi uno dei problemi che noi abbiamo è rappresentato dal secondo matrimonio e dal trattamento del secondo coniuge che non è figlio, che non è genitore rispetto ai figli del coniuge col quale va a contrarre il matrimonio. Soluzione rispetto alla quale, tema rispetto al quale non c'è una vera soluzione perché il coniuge oggi è tutelato perché coniuge. Quale che sia la durata del matrimonio, quale che sia l'intensità del vincolo, e da noi non c'è nessuna differenziazione, mentre in Francia, ad esempio, la riforma ha differenziato il trattamento del coniuge secondo che sia coniuge anche dei discendenti del defunto oppure no, cioè che sia secondo coniuge oppure primo coniuge. Soluzione che certamente è interessante e che evita determinate frizioni che altrimenti sono, per quel che ho visto, inevitabili. Ma abbiamo parlato di riforme con riferimento al diritto successorio francese, il diritto successorio italiano è stato oggetto di recente di alcune riforme? Dopo la grande riforma del 75, che era collegata però alla grande riforma del diritto di famiglia in senso stretto, quindi al ruolo della donna che fu profondamente rivalutato e giustamente rivalutato, noi non abbiamo avuto grandi riforme in questi anni, abbiamo avuto alcuni interventi specifici, mirati, che non hanno però scardinato il sistema, certamente utili e giusti. Quello forse più significativo è stato la totale parificazione tra figli, per usare terminologia oggi sbagliata, ma per capirci legittimi e naturali. Oggi è caduta la distinzione e quindi c'è l'assoluta parificazione sul piano successorio. Abbiamo avuto con la legge dedicata alle unioni civili una parificazione assoluta del trattamento successorio delle parti dell'unione civile rispetto ai coniugi. Non abbiamo però ancora una disciplina compiuta e completa in materia di successione fra conviventi, anzi proprio quella legge, la legge Cirinnà, non ha risolto il problema perché ha dettato delle norme microscopiche, devo dire quasi impercettibili. Poi ci sono state un paio di riforme molto tecniche che riguardano questioni di trasmissione del patrimonio delle aziende familiari, l'istituto del patto di famiglia che è stato creato una decina di anni or sono, che è uno strumento però molto tecnico
non tanto usato, probabilmente non capaci di risolvere il problema della trasmissione dell'impresa di generazione in generazione, perché il problema della trasmissione di una azienda, di un'impresa, non si risolve, io lo dico da anni, con un contratto, lo si risolve attraverso un procedimento, attraverso anni di lavoro, attraverso un disegno complessivo che deve portare la famiglia nel suo complesso a condividere la scelta. Cioè non si può immaginare con un contratto, in un momento, con un intervento di risolvere decenni di passato e di futuro di un gruppo familiare. Vanno trovate soluzioni più complesse, più articolate, come del resto si fa in aziende di grande rilievo. Senta, noi abbiamo voluto inserire però nel titolo di questo TAIUS anche un riferimento al diritto europeo. Quali sono i profili del diritto successorio nei confronti dei quali si è sviluppato l'interesse delle istituzioni europee e sui quali sono intervenute? L'Europa ha registrato con un'indagine che fra l'altro fu organizzata dal notariato tedesco, come sempre ben organizzato, ben governato. L'Unione Europea ha registrato che una decina di anni fa in Europa si doveva fare il conto con oltre 500.000 successioni cosiddette transfrontaliere. Successioni cioè dove i beni del defunto si trovavano in un paese diverso rispetto a quello di residenza o di cittadinanza del defunto, quindi con problemi di transfrontalietà. Questo è il primo dato statistico. Il secondo dato con il quale l'Europa si è confrontata è stato dato dalla circostanza che non tanto l'Italia ma altri paesi in Europa sono paesi di immigrazione da lungo tempo e l'applicazione dello statuto che tradizionalmente era quello della cittadinanza per individuare la legge applicabile, e cioè al la morte e alla del defunto si applicava la legge del suo paese di origine, per pensare ai Gastarbeiter della Germania, il turco, il macedone, il serbo e via discorrendo. Questo ha generato delle grandi difficoltà sul piano applicativo, perché comportava per il giudice, per il professionista, per il notaio del paese europeo conoscere ordinamenti lontani e diversi, spesso non accessibili già sul piano linguistico, e comportava fra l'altro situazioni curiose, perché il figlio dell'immigrato viveva si sentiva cittadino del paese dove scommancava il genitore, ma doveva fare i conti con una legge successoria che gli era estranea, perché era la legge del genitore cittadino di un paese straniero. Allora, muovendo da questi due dati, l'importanza statistica del fenomeno e la rilevanza di questa scissione fra sensibilità dell'erede e realtà giuridica, l'Unione Europea ha deciso, la Commissione, di varare un progetto molto ambizioso che si è articolato nell'arco di più di 5 anni e che ha condotto all'emanazione di un regolamento nel 2012, entrato in vigore nel 2015, regolamento che si concentra su due problemi. Il primo problema è quello in termine tecnico di diritto internazionale privato, per capirci, la individuazione della legge applicabile alla successione e del giudice competente sulle questioni relative, dove il regolamento ha cambiato radicalmente strada, ha detto la cittadinanza non conta, conta soltanto l'ultima residenza abituale. E quindi il Gastarbeiter che lavora in Germania, questo era il problema sentito, se vive in Germania stabilmente vedrà applicata la legge tedesca. E questo è il primo grande intervento, con poi una piccola chiosa perché i tedeschi si sono preoccupati, perché si sono resi conto che tanti tedeschi vanno da pensionati a vivere all'estero, non soltanto in paesi europei, dove insomma si può tollerare che il tedesco sia regolato dalla legge spagnola, ma magari ai Caraibi, magari in paesi
lontani e sconosciuti, e i tedeschi hanno preso paura perché hanno detto non si sa mai dove vanno a finire i nostri beni e con quali regole, per cui questa regola conosce un antidoto, perché la regola è sì del luogo di residenza abituale, a meno che il defunto non abbia degli stabili rapporti di vario genere con un paese diverso. Per cui il tedesco che va ai Caraibi, ma che ha la pensione in Germania, che ha la casa in Germania, che ha i figli in Germania, che c'è il conto corrente in Germania, vedrà regolata la sua successione ancora dalla legge tedesca. Che cos'è il certificato successorio europeo? È uno strumento, diciamo che in questo ambito l'Italia si è trovata ad un certo punto ad essere veramente il fanalino di coda, l'unica in tutta l'Europa civile. Diciamo che l'Europa civile solitamente, da sempre o da tempi abbastanza vicini, esiste uno strumento che ti consente di fornire la prova della tua qualità di erede, di legatario o di qualcos'altro. Questo strumento, una volta che lo hai ottenuto dall'autorità competente, ti consente di ottenere la pubblicità e l'intestazione a te dei beni immobili, ti consente di andare in banca e a incassare i depositi che erano del defunto, ti consente di dialogare dando una tranquillità all'interlocutore. Questo strumento è uno strumento che da sempre esiste nei paesi di lingua tedesca, lì collegato a problemi di intavolazione della proprietà immobiliare, che esiste ancora in qualche parte della nostra regione dove c'è il libro fondiario, quindi anche a Tarvisio. In Francia, dove sono persone serie, a un certo punto hanno capito che c'era questo problema, no? Come cavolo fai a dire chi è l'erede, come fa? E nel 2000, nell'ambito di una di quelle riforme, hanno attribuito il potere ai notai di fare un atto di notorietà, un acte de notoriété, che attribuisce la prova, che rappresenta prova della qualità di erede. A questo punto l'Europa ha pensato che è giusto creare uno strumento che consenta di provare la qualità di erede per le successioni transfrontaliere. E questo regolamento ha creato questo strumento dettando una disciplina molto analitica, molto complessa, strumento che poi che si applica in tutti i paesi dell'Unione Europea, fatta eccezione ovviamente per Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca. E qui è curioso raccontare che lo strumento si chiamava in origine certificato di eredità europeo, che era una sorta di traduzione del strumento tedesco che è l'Erbschein, e quindi però poi la Commissione europea pensò di ammiccare al mondo inglese e disse cambiamo nome, rendiamolo meno europeo e ce lo cambiamo da certificato di eredità, lo chiamiamo certificato successorio, anche perché come forse qualcuno di voi saprà, nel mondo inglese il sistema successorio è diverso dal nostro, per cui non è che l'erede come noi va e si piglia i beni e si li porta a casa. Fra il defunto e l'erede si infrappone sempre un soggetto terzo che prende i beni, liquida attivo e passivo e poi dà l'attivo residuo all'erede. E quindi agli inglesi non piaceva questa idea di questo erede che non ha però tutti questi poteri, come chiamiamo questo signore. E allora la Commissione europea fece il beau geste di cambiare il nome dal certificato di eredità in certificato successorio europeo. Fece circolare la bozza col nome mutato, tutti i paesi europei diedero parere positivo allo strumento, la Gran Bretagna diede ovviamente un parere rigidamente negativo. Lo trovate nei lavori del Parlamento europeo e in effetti non hanno partecipato a questo regolamento, non si applica questo regolamento a Gran Bretagna, Irlanda e a Danimarca. Come è stato accolto dalla dottrina civilistica questo regolamento? All'inizio non lo conosceva nessuno, a parte qualcuno. Dopo veniamo a lei. Ma, lo dico senza falsa modestia,
Diciamo che ha suscitato grande interesse, grandi problemi in Italia sul piano dell'applicazione, perché le è stato attribuito il potere di rilasciare questo certificato in Italia, come anche in Francia, non al giudice, ma al notaio. E questa soluzione molto gradita, anzi molto caldeggiata dal mondo notarile, che però ha trovato qualche resistenza nei notai, perché emanare un certificato successorio europeo nel quale tu dici che il signore, che magari, che so, è rumeno, è, per fare esempi delle sbadanti di prima, ucraino, è polacco, vive stabilmente in Italia e c'ha beni in Polonia, e tu devi emanare il certificato successorio europeo e devi tu, notaio, sapere qual è la legge applicabile. Se è quella italiana ti è facile, ma se non fosse quella italiana ti è oggettivamente difficile. I notai hanno una qualche timore, perché è un atto che essi emanano come pubblici ufficiali, sì, ma anche come liberi professionisti, e quindi si assumono una responsabilità. Quindi direi strumento molto interessante, che stenta a partire, che però registro comincia a partire. Ci sono alcuni notai molto coraggiosi che ne fanno un certo numero e soprattutto cominciano a circolare quelli degli altri paesi in Italia. Ma credo che sia un fenomeno destinato a crescere nel tempo, perché come sempre si tratta di far circolare un'idea e uno strumento in una comunità che non lo conosceva. Ma alla luce della sua esperienza professionale, come valuta i contenuti di questo regolamento? Voglio dire, si è mai trovato a dover anche rilasciare pareri in merito proprio a come interpretare le disposizioni, come applicarle, ovviamente senza entrare nel dettaglio allora, diciamo della sua che attività. io professionalmente ho avuto occasione di incrociare alcune vicende di certificati. Devo dire che si trattava di solito di certificati semplici, sicché i problemi non erano particolarmente, ma direi che è uno strumento che è stato ben accolto, soprattutto perché ha evitato questo problema del andare a pescare, trovare una legge lontanissima e sconosciuta, perché di solito applichi la legge del luogo di ultima residenza. Quindi direi una valutazione positiva. Ricollegandoci proprio al tema affrontato dal dottor Mosanghini, l'ha ricordato lei poco fa, ci sono delle vicende in materia proprio di successioni che chiamano in causa il rapporto tra l'anziano e la badante che lo assiste? È uno dei grandi temi del diritto successorio odierno. Per quello che Il testamento della badante è un must. Anni fa ci fu un convegno in Bocconi dedicato, dove il tema era: aboliamo o no la tutela dei legittimari? Brutale, sì o no? On-off, perché c'era una disegno di legge che proponeva di cancellare i legittimari, no way, come è del resto in Gran Bretagna, dove non ci sono legittimari, nel mondo inglese, e lì il tema vero era quello del testamento della badante. Ed è un tema serissimo, perché il nostro ordinario sistema nasce con l'idea che il testatore è una persona che è destinato a morire, ma relativamente giovane, che muore non vorrei adesso qui dare numeri imbarazzanti, ma insomma diciamo a 60 anni, questa era l'idea. La vita media oggi sono 82-83, siccome si è allungata di 20 anni negli ultimi 60, nel 42 questa era l'idea, no? Morivi a 60-65, ancora assolutamente capace, morivi per una malattia. Cioè il fenomeno dell'Alzheimer, per capirci, è un fenomeno recente che si è sviluppato con il prolungarsi della vita umana. E quindi il codice civile non si preoccupava del testatore debole, del testatore influenzabile, mentre oggi il vero problema è questo. E purtroppo il nostro sistema non offre strumenti di tutela, perché il testamento è annullabile per incapacità soltanto se tu riesci a provare che il testatore era assolutamente incapace di testare in quel momento specifico.
Ma se era un po' svagatello, questo non è causa di annullamento. Io ho fatto anni fa una piccola indagine di statistica sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Negli ultimi 10 anni, l'ho fatta nel 2016, quindi 2006-2016, c'erano 20 sentenze di Cassazione in materia di annullamento per incapacità. In termini calcistici il risultato era 14 hanno in qualche misura riconosciuto la capacità, solo 6 hanno annullato. E leggendo i casi concreti scoprivi che veniva riconosciuta la capacità alle persone più singolari. C'era il caso di un signore 92enne che stava in casa di riposo, non con la badante, il quale fece 4 testamenti in 4 giorni, uno dopo l'altro, e fra un testamento e l'altro si divertiva a innaffiare i passanti andando sul poggiolo della casa di riposo. Un po' innaffiava e un po' testava, un po' innaffiava e un po' testava. E voi capite che, insomma, il tema capacità e incapacità diventa un tema molto delicato e voi capite che il problema ulteriore è quello della influenzabilità che subiscono queste persone, perché chiunque ha a che fare con persone anziane sa, lo dico per esperienza anzitutto professionale, da legale, che la persona anziana tende a vedere nel prossimo, chiunque esso sia, la persona più vicina per ogni profilo. E quindi la badante ha una capacità di persuasione, anche senza nessuna malizia, una capacità di persuasione, di attrazione che è infinitamente superiore a quella di una persona amica comune. E quindi il nostro ordinamento è un ordinamento che oggi non trova strumenti capaci di risolvere questo dilemma. In qualche paese, ad esempio, si è pensato, non mettetevi a sorridere, di fissare un tetto all'età. Non puoi fare testamento se non hai più di 80 anni. Soluzione brutale che però ti dimostra quanto il problema è sentito. In altri ordinamenti si dice va eliminato il testamento olografo, devi fare il testamento per atto di notaio. Se lo fai per atto di notaio con testimoni, se il notaio è una persona seria, l'influsso della badante è un influsso che tende a diminuire. Ma insomma sul tema badanti la cosa più bella che ho visto e più raffinata, devo dire, è stata quella di una badante, che devo dire bellissima mi sembra, anni fa. Non si fa fare testamento dal badato, perché dice potrebbe essere un po' troppo smaccato. Non fa fare testamento dal badato a favore di suo figlio, perché anche potrebbe essere un po'. Ma cosa si è architettata? Avendo essa un figlio ed essendo il badato senza prole e senza coniuge perché vedovo, fa adottare il figlio dal badato. Il badato muore e il figlio adottivo succede e non c'è problema di testamento. Con il problema che gli sorse che il badato, prima di adottare, aveva donato molti dei suoi beni a un nipote. E allora lì si pose il problema, sul quale non voglio intrattenervi ma che è simpatico, se si applicava alla adozione la regola sulla sopravvenienza dei figli che fa decadere la donazione. Non vi dico la risposta, ma insomma il tema è molto bello. Prima di fare la pausa, perché oggi dobbiamo cambiare un po' l'ordine del format, una curiosità, ovviamente non parliamo dei casi di cui lei è legale, eccetera, eccetera, ma c'è un caso in materia di successioni che ha superato l'impensabile, cioè che proprio ha superato la sua fantasia, di fronte al quale lei si è trovato, come dire, spiazzato dicendo ma non se lo sarebbe mai aspettato? Non so se sono stata chiara la domanda. Sì. Io posso raccontare un caso vero, non faccio i nomi ma è un caso vero, che è finito fino alla Corte di Cassazione, per cui un caso super vero, caso singolare dove c'erano 2 fratelli senza discendenti, senza coniugi, entrambi
vissuti e cresciuti in ambito di lingua tedesca, lui laureato in giurisprudenza in un paese in Germania, lei sorella molto vicina come età e molto legata al fratello, i quali decidono di destinare tutti i loro beni a una fondazione da istituire che dovesse portare il nome della loro famiglia. E cosa fa? Immagino lui, ho visto la vicenda dopo, dice alla sorella: facciamo 2 testamenti uguali. Tutti e 2 dicono: quando moriremo tutti i nostri beni vadano all'istituenda fondazione Pinco Palla, che porterà il nostro nome affinché il nome della nostra famiglia rimanga nei secoli imperituro. Muoiono, come capita necessariamente, prima uno poi l'altro. Morto il secondo, la sintetizzo, viene istituita la fondazione, che come tutte le fondazioni pensa di dover accettare con beneficio di inventario, e accetta con beneficio di inventario il patrimonio lasciato da lei e da lui, prima l'uno e poi l'altro. Dopo 5 anni emergono dalle nebbie dei parenti di 5° grado che dicono: ragazzi, in Italia esiste il divieto dei patti successori, non si può fare un contratto per regolare la successione. I 2 testamenti esattamente uguali sono la prova evidente di un patto successorio, per cui tutto va annullato. E poi dicono, sempre questi parenti simpaticoni, vanno a consultare i registri e scoprono che la successione ha accettato come beneficio di inventario, ma non ha fatto l'inventario. E dice: siccome tu non puoi ricevere i beni se non hai accettato come beneficio di inventario, e siccome devi fare l'inventario entro un certo termine, non lo hai fatto, perdi il diritto di ricevere i beni. Seconda ragione per perdere il patrimonio. Devo dire, io non mi sarei mai aspettato che la fondazione facesse questo. La fondazione ha vinto, Non chiediamo ovviamente chi assistiva alla fondazione, giusto? La giustizia. La giustizia, benissimo. Ok, allora ci accomodiamo nella sala qua in fondo per fare l'aperitivo, poi rientriamo qua tra una 20-25 minuti, così finiamo il Taius con il professor Padovini. Allora, ripartiamo con le domande degli studenti. La prima studentessa che desidera porre una domanda al professor Padovini era Luca Fogoros. Avete dei cognomi, ragazzi? È della Triennale in diritto per le imprese e le istituzioni. Vi accomodate qui, ragazzi, in modo che riescano a riprendervi. Grazie. Buonasera. Secondo lei la conoscenza del diritto successorio è sufficientemente conosciuto tra le persone comuni? Grazie, era Luca. Io credo che se facciamo una valutazione di tipo empirico, la persona comune
una volta che diventa erede, ha un principio incrollabile nella testa, che è quello della parità di trattamento. Se c'è un defunto il quale fa testamento e preferisce un figlio rispetto all'altro, il figlio che non viene preferito farà di tutto per assalire, per contestare quel testamento. Quindi devo dire che le persone hanno una forte sensibilità per il fenomeno successorio, cioè lo sentono come un fenomeno importante. Credo però che sul piano tecnico non ci sia una conoscenza vera. Se vuole un dato empirico, l'unico disponibile oggi veramente, negli anni 70 fu fatta un'indagine da un sociologo del diritto, un bellissimo libretto, Le successioni in Italia, lo trova a fine anni 70, e questa indagine fu fatta sul materiale esistente, che allora erano le risultanze delle cancellerie successioni, quindi uno spicchio della realtà non del tutto aderente a ciò che è la realtà complessiva. Questo spicchio disegnava che i testamenti coprivano fra il 5 e il 7% delle successioni e insegnava che la gran parte di questi testamenti era in allora fatta per riconoscere quella qualità di erede al coniuge, perché allora era soltanto legatario e non era erede. Quindi credo di dover dire che la sensibilità media in termini di propensione a fare testamento, in termini di comprensione del fenomeno, è ancora ragionevolmente modesta. Chiamiamo adesso Laura Pezzutto, ciclo unico in giurisprudenza, quindi corso di studi in giurisprudenza. Buonasera, io volevo chiederle se secondo lei tra gli studenti universitari invece vi è un interesse verso il diritto successorio e anche se prima ha criticato il sistema successorio italiano, sapere cosa pensa invece della delega di cui si sta discutendo in questi giorni, che tocca dei profili direi non secondari di questo sistema. Allora, gli studenti hanno una visione giustamente di solito utilitaristica e quindi credo che stimino solitamente lo studio del diritto successorio come uno studio molto impegnativo, molto tecnico, con ricadute immediate, forse non sempre percepibili. Quindi la mia esperienza è che alcuni studenti apprezzano i temi, ma mediamente sono temi probabilmente maturi, cioè che apprezzi quando governi già molto degli strumenti, perché il diritto successorio è bello, è divertente, interessante quando lo conosci, quando governi gli strumenti, ma all'inizio è una materia molto tecnica, molto difficile. Della riforma, io credo che alcuni temi, alcuni punti di questo progetto di revisione parziale del Codice Civile, come sapete è approdato al Parlamento, mi pare il 27 o 29 di marzo scorso, legge delega. Io credo che ci sono alcuni punti assolutamente condivisibili. Il primo è la, usiamo tra virgolette, estensione del certificato successorio europeo, perché l'idea è finalmente di dotare l'Italia di uno strumento nazionale, non soltanto transnazionale. L'idea è di costruire uno strumento che anche in Italia consenta a chiunque di dimostrare che è erede senza dover ricorrere a quella roba stramba che sono gli atti di notorietà che poi sono fatti con l'amico dell'amico, dopo non si sa mai bene se sono veri o non sono veri. Poi ci sono un paio di altri profili. C'è il profilo della demolizione sostanziale del divieto di patti successori
che credo sia un passaggio probabilmente ineludibile, che però andrà fatto con grande attenzione, perché è ben vero che forse è eccessivo impedire a una persona di vincolare la propria devoluzione, la devoluzione del proprio patrimonio per causa di morte in forma contrattuale, però è vero che bisogna governare il fenomeno, perché l'autonomia testamentaria in certi casi è la grande forza che ha il titolare di un patrimonio. Quindi credo che bisognerà capire come verrà concretamente disciplinato, cioè quali sono i pesi e contrappesi che verranno trovati. Per capirci, dovrà essere immaginato un diritto di recesso per giusta causa. Quale sarà la giusta causa? Questo credo che sarà il vero tema. Poi c'è il grande tema su grande spinta notarile, il tema dell'intervento sull'azione di riduzione, qui andiamo, il tema è molto tecnico, come so voi che conoscete questi temi. L'idea della proposta è di eliminare, uso una forma di sintesi, l'efficacia reale dell'azione di riduzione e di tramutarla in un diritto di credito. Io credo, se devo dire la verità, intanto questo è un problema che è legato per molti profili al contingente, è legato alla circostanza che oggi in Italia noi godiamo di un trattamento fiscale sulle donazioni e sulle successioni, che è un trattamento, per conto mio, sbagliato, è un trattamento eccessivamente liberale, è un trattamento unico in Europa. Non esiste un paese europeo dove si pagano tanto poche imposte. Se andate in America scoprirete che pagate, dopo 4 milioni di franchigia come asse, pagate il 40% di imposta, ok? Per questo esistono i trust, mi direte voi e quant'altro, è vero, però questo è il regime fiscale. Per cui da noi in Italia oggi, io dico sempre, è molto più conveniente pagare una segretaria facendole una bella donazione piuttosto che remunerarla con uno stipendio. Ciò che ha fatto il signor Caprotti, per non andare tanto lontano. Caprotti, padrone di Esselunga, ha fra l'altro lasciato, in vita ha donato alla segretaria 10 milioni di euro, 8% di imposta. Se le pagava uno stipendio di 10 milioni di euro, alla signora andavano probabilmente 5. La signora poi ha ricevuto 40 milioni a titolo successorio di prelegato e ci ha pagato il 4%. Io devo dire che trovo un po' singolare questo. Del resto tutti sappiamo che oggi in Italia si dona e non si vende. Oggi esistono 1000 donazioni simulate e non ci sono più le vendite che dissimulano la donazione, è esattamente l'opposto, si dissimula la donazione, quindi è un fenomeno perverso al quale si vuole mettere un tampone eliminando l'efficacia reale dell'azione di riduzione. Ora, questo è un tema, ma io credo che il vero tema è un altro. Il vero tema è che in Italia noi abbiamo una quota di riserva troppo elevata. Oggi tu hai una quota di riserva che possono essere i 3/4 più il diritto di abitazione. Se una famiglia è modesta, mi parlavo giorni fa con un consigliere di Corte d'Appello, in una famiglia con un patrimonio modesto, la vedova, giovane, quindi con un'aspettativa di vita lunghissima davanti a sé, col suo diritto di abitazione si è mangiata integralmente la disponibile. Ora, questo il problema è che la quota di riserva è eccessiva. Primo tema. Secondo tema è che per conto mio bisognerebbe essere ragionevoli e capire che oggi la vita si è allungata e non puoi oggi sottoporre al calcolo fittizio per stabilire se c'è decisione della riserva le donazioni fatte 60 anni prima, che nessuno si ricorda fuorché il legittimario leso, che ha una memoria di quelle fantastiche. In Germania, dove sono, devo dire, sotto questo profilo persone serie, hanno fatto una riforma alcuni anni fa e cosa hanno detto? Ragazzi, le donazioni fatte 50 anni prima non ha senso che le pigliamo in considerazione, perché sono cose fatte
è legata alla storia. Quello che può essere una vera anticipazione rispetto alla successione sono le donazioni fatte negli ultimi anni. Ad esempio, in Germania hanno detto nell'ultimo decennio. Anzi, è un'iniziativa poi tedescamente molto puntuale, la donazione vale per 1/10 ogni anno, quindi quella fatta nell'anno anteriore vale 10 decimi, quella fatta 10 anni prima vale 1/10, la computi per 1/10. Questo secondo me è la vera soluzione. Poi possiamo anche parlare di azione reale o no, però a me sembra che quello sia una soluzione che risolve la circolazione dei beni, quindi atti senza problemi. Poi però ci saranno tanto lavoro per gli avvocati, perché se noi diciamo che il credito ingente quale è del legittimario diventa un credito, l'unico strumento che ha un credito, lo sapete voi meglio di me, è un'azione di condanna, con tutti gli armamentari e gli accessori. Per cui io credo che la vera soluzione o il vero punto da affrontare è incidere sulla quota di legittima, che è eccessiva nella sua entità, che colpisce donazioni troppo a ritroso nel tempo, che non conosce un tetto, ma insomma adesso diciamoci le cose come stanno. Ma che bisogno di tutelare c'ha il figlio di un signore che lascia 200 milioni di euro? Insomma, ha bisogno di tutela, la famiglia, queste cose qua varranno fino, non so, 5, 10, 20 milioni, ma c'è una soglia oltre la quale il defunto deve poter fare quello che vuole e non c'è nessun bisogno vero di questi bambini che sono dei sessantenni, di solito cinquantenni, che pensano ai nipotini, no? Insomma, io credo che lì forse sarebbe più giusto trovare qualche altro rimedio, insomma, governare la legittima in modo più moderno, come si fa in altri paesi. Però, ripeto, la soluzione mi sembra interessante, credo che sarà fonte, rebus sixtantibus, di grande semplicità nella circolazione di beni, di grande contenzioso per il mondo forense. Quindi forse non è neanche tanto male. Francesco Maria D'Angelo, ciclo unico giurisprudenza, studente dell'ELSA. Buonasera professore, basandoci anche su quanto detto poco fa, volevo chiedere secondo lei in sintesi quali sono i punti di forza e di debolezza del diritto successorio e anche che cosa consiglierebbe a un giovane avvocato che vuole cimentarsi poi in questa materia nel corso della sua professione. Grazie. Domanda difficilissima. Il diritto successorio è il cuore del diritto successorio sta in questa costante tensione fra autonomia e limiti. Questo è il vero dilemma nel quale chi lavora in questo ambito deve confrontarsi, il dilemma tra come governare l'autonomia del singolo e come rispettare i diritti dei legittimari. Oggi poi c'è, credo, l'altra frontiera che è molto interessante, che è quella del governo della successione nell'ambito delle imprese. Il trapasso generazionale delle imprese, c'era la settimana scorsa un mega convegno tra Bergamo e Milano dedicato a questo tema molto bello e molto interessante perché è un ambito dove si intrecciano questioni non soltanto giuridiche ma anche economiche, ma anche psicologiche, ma anche sociali, e lì credo che ci sia ancora molto da fare, sia sul piano giuridico, sia in senso lato, sul piano, come si chiama oggi, dice oggi la governance delle imprese, perché come accennavo prima, un passaggio generazionale non è un fenomeno che si governa con un contratto. Io credo che sia illusorio pensare che con un patto di famiglia risolvi i problemi, e lì la capacità e l'abilità del professionista, del consulente, sta nel costruire uno strumento che sia capace di... Strumento che è molto difficile da fare perché lì allora il diritto successorio si interseca con problemi di diritto societario,
con tutte le caratteristiche e i limiti propri del diritto societario, con temi di governance societaria, con temi di diritto statutario, con temi di titolarità delle partecipazioni, patti parasociali e quant'altro. Ma questo è un tema bellissimo. In Italia ci sono alcune realtà professionali che se ne occupano, qualcuna bene, qualcuna male, qualcuna vende prodotti con grande marketing ma con poco contenuto, altri con meno marketing, con più contenuto, ma è un tema molto bello e molto interessante. Quello credo che potrebbe essere un settore nel quale si può lavorare. Poi io devo dire che sul piano professionale le cause, il contenzioso successorio è un contenzioso proporzionalmente molto modesto. Diciamo che adesso si è avuto in questo periodo una recrudescenza del fenomeno, ma io credo che sia una realtà temporanea dedicata a una curiosa contingenza scientifico-umana, non so come dire, psicologico-scientifico-umana, e cioè oggi assistiamo, io stesso assisto in molti casi, a non giovani signori o signore, i quali scoprono o le quali scoprono a 50, 60, 70 anni di essere figli di solito un padre, perché questo era il tema, che ebbe a concepirli negli anni 50 o 60. E quindi oggi si pone questo problema legato alla circostanza che il DNA, come prova per l'accertamento della paternità, è uno strumento relativamente giovane, oggi ti dà un grado di certezza pressoché assoluta, da 10 anni all'incirca, ma fino a 20 anni fa era uno strumento ancora incerto e 30 anni fa sostanzialmente non esisteva. Per cui oggi spuntano, vi posso assicurare, come funghi, questi figli che ovviamente si mettono spesso in successioni già aperte e dicono sono qua e voi vi immaginate a ricostruire l'asse, le donazioni, ragazzi, fatte 40 anni fa al figlio che si diceva legittimo. Questo è un momento nel quale c'è molto contenzioso e vi posso assicurare che è un fenomeno molto più diffuso di quello che sembri, però credo che sia un fenomeno temporaneo, perché insomma diciamo che la contraccezione si è sviluppata dagli anni 80 in avanti e quindi credo che il problema si risolverà naturalmente. Però è un fenomeno che per questi, ancora per 10 o 15 anni, darà molto da lavorare, perché poi genera controversie che sono, devo dire, anche sul piano umano, durissime da governare. Immaginate, tu scopri a 60 anni di avere un fratello che non conoscevi, no? Insomma, diventa anche psicologicamente molto difficile da gestire. Se poi il papà che è morto aveva un patrimonio molto interessante, diciamo che questo rapporto di fratellanza Ovvio. è particolarmente vivace. Ovvio. Valeria Di Cerbo. Ciclo unico giurisprudenza, anche lei studentessa Elsa. Corriamo un pochino ragazzi perché ho promesso alla signora là in fondo che avremmo mantenuto gli orari. Buonasera, data la sua esperienza di insegnamento nella scuola di specializzazione per le professioni legali di Padova, secondo lei quanto è importante la scelta della scuola e ad oggi si sentirebbe di consigliare in particolare una scuola? Grazie mille. Grazie Allora, Valeria. rispondo parzialmente. Dicevo prima che quando si sceglie giurisprudenza si sceglie di non scegliere. La scelta si fa quando ci si laurea. È una scelta molto difficile, perché la fai non a 19 ma a 25 anni, la fai ragionevolmente consapevole e maturo, non giovane e immaturo. La fai con la prospettiva abbastanza vicina o l'auspicio abbastanza vicino di trovare un lavoro, di guadagnare l'indipendenza, di fare tante belle cose. Certo che una scelta va fatta. Io sconsiglio vivamente il neolaureato tuttologo che fa la pratica forense, poi fa la pratica notarile,
poi già che c'è fai il giudice là, come si chiama, in tribunale, poi dà un'occhiata al corso di polizia e se poi ha tempo a fare un po' di sport. No, E anche il dottorato. questo non va bene, quello non lo menziono perché non va bene, assolutamente. Allora, bisogna fare delle scelte. Primo dato. Secondo dato, la preparazione a qualsiasi prova esige studio, ma esige anche allenamento. Io dico ai miei studenti, tu non puoi andare a immaginare di scalare l'Everest se non hai fatto prima un po' di Alpi, non puoi andare a sciare sulla pista nera se non hai fatto l'azzurra e la rossa prima, dicono i maestri di sci. E quindi bisogna allenarsi. L'allenamento fatto da solo non va bene, perché io sei come davanti allo specchio dove dici sono la più bella del reame e lo specchio dice sempre di sì. Devi farlo con qualcuno. Allora, un corso è, ritengo, assolutamente necessario. Quale sia il migliore, francamente mi è difficile dirlo, anche perché non ho un'esperienza specifica, però credo che ci siano corsi in Italia fortemente mirati. Il mio consiglio è cercare un corso che sia mirato. Voglio fare magistratura, faccio il corso per magistrato. Voglio fare notariato, il corso per notariato. Non fare corsi di tuttologia, perché alla fine impari un po' di tutto, ma nulla, e quindi hai quella cosa pessima che è la halb Kultur, che non va bene. Cristina Cecconi, ciclo unico giurisprudenza, studentessa Elsa, si prepara Anna Tormen, per cortesia. Buonasera, lei ha studiato e insegnato in alcune università oltralpe. Le volevo chiedere intanto quanto è stato importante per la sua formazione in materia successoria affacciarsi a diversi ordinamenti e se c'è un sistema ad oggi che ritiene essere più al passo con i tempi, considerando anche le criticità esposte. Io credo che oggi la comparazione è uno strumento essenziale per qualsiasi giurista, quindi credo che sia assolutamente necessario confrontarsi con altri ordinamenti. Credo che sia l'unico modo di affrontare oggi i problemi. Quindi ritengo molto importante l'esperienza all'estero. Da studente Erasmus, quando c'ero io non c'era, ma oggi c'è e va fatta. Dopo la laurea consiglio vivamente di fare delle esperienze all'estero. Se andiamo a chiederci qual è il sistema ideale, io credo francamente che non esista un sistema ideale, perché il regime successorio rappresenta una esplicazione di quello che delle scelte di una certa società, risponde a un assetto dei rapporti personali, patrimoniali, familiari e quant'altro, e quindi non c'è probabilmente un assetto ideale. Credo che bisogni trovare un assetto che tiene conto della storia di un ordinamento, ma della sua evoluzione. Purtroppo la realtà è che le riforme si fanno tendenzialmente sulla base dei dati che si hanno a disposizione, cioè sulla base della storia, e non si fanno tanto guardando al futuro. Quando fu fatta la riforma del diritto di famiglia si pensava di riscattare la posizione della donna, ma non ci si rendeva conto che, così facendo, che 5 anni prima si era introdotto il divorzio e che il problema del futuro sarebbe stato quello del doppio o terzo matrimonio. Quella volta il divorzio si otteneva, era una novità, dopo un certo numero di anni. Oggi abbiamo quello che si chiama il divorzio sprint, 2 coniugi che sono d'accordo lo ottengono in pochi mesi. Questa è la realtà. Allora bisogna trovare uno strumento che sia adeguato all'insieme dell'ordinamento e alle sensazioni. Vi dico soltanto questo: un tempo fa parlavo con una signora inglese, moglie di un collega, la quale non so come scoprì dalle mie parole che in Italia esiste la tutela dei legittimari, che esiste questo limite. E lei mi disse in inglese: questo non è democratico. Per un inglese era inaccettabile l'idea che ci fosse un limite alla libertà testamentaria in termini di quote. Loro hanno stato delle tutele per le persone deboli, per i coniugi deboli, ma sono tutele specifiche. Ok? Anna Tormen, triennale, diritto per le imprese e le istituzioni.
Buonasera professore, la domanda che vorrei porle è molto veloce. Come si riesce a collimare l'attività di avvocato e quella di docente universitario? E quale tra le due professioni, se, le piace di più? Grazie. Grazie Anna. La risposta è impossibile. Premesso questo che è molto molto difficile, c'è una prima ricetta che significa lavorare 7 giorni su 7, la prima regola, e la seconda regola che io cerco di applicare quando faccio l'avvocato, fare soltanto il civilista e non fare tutto quello che fa l'avvocato di solito. Quindi io non faccio, per parlarci chiaro, parafanghi, insomma, queste robe qua, non mi occupo di separazioni e divorzi, non mi occupo di questioni condominiali, cerco di occuparmi di cose che sono un po' diverse dalla routine, il che mi consente di riuscire a uscire un po' dalla quotidianità da un lato e forse dal fare cose più divertenti, più vicine agli interessi che ho, perché poi le due cose fatte insieme, pur nella grande difficoltà, ti consentono di avere una consapevolezza di che cos'è il diritto veramente, che altrimenti non hai, perché il diritto non è, come qualcuno pensa, un gioco, non è un gioco, non è il gioco degli scacchi. Il diritto è una cosa molto seria che incide sulle persone, anche il diritto civile che si occupa prevalentemente di denaro, di ricchezza, incide sulle sorti dei patrimoni ed è una cosa molto molto seria che va presa molto sul serio, sicché le soluzioni non possono essere frutto di ghiribizzi, ma devono essere soluzioni che tengono conto delle realtà. E questo lo impari soltanto sul campo, quando vai in trincea e capisci che cosa vuol dire. È un po' come fare l'ufficiale di Stato Maggiore o fare il tenente in prima linea. Quando vai in prima linea capisci che cosa vuol dire la battaglia, se no non avrai mai imparato. Questo lo diceva uno dei miei maestri. Allora, il diritto non è un gioco, ma i giuristi possono giocare, giusto? Lei sa che l'attende nella fase finale del TAIUS il gioco finale, è una serie di botta e risposta, io le faccio una domanda, lei mi risponde distinto, abbiamo pochissimi minuti, quindi corriamo un pochino. Il tratto principale del suo carattere? Determinazione. Qual è la qualità che apprezza di più in un uomo? L'intelligenza. E in una donna? Anche. Cosa apprezza di più dei suoi amici? L'affetto? Non c'è una risposta giusta o sbagliata. Il suo peggior difetto, se ne ha uno? Lavoro troppo. Il suo passatempo preferito non ce l'ha, immagino, lavorando troppo. Okay. Qualche volta vado in montagna, diciamo. Cammino in montagna. Quale sarebbe per lei la più grande disgrazia? Questa è una domanda difficile. Credo avere una malattia fortemente invalidante. Se non fosse stato un giurista, che cosa avrebbe fatto da grande? L'economista. In che paese vorrebbe vivere se non vivesse in Italia? Farei come quelli che vivono in 2 paesi diversi, Sì. Un po' in Germania e un po' in Francia. Il suo scrittore preferito? Come tale non esiste. Diciamo che in questi giorni ho letto molte cose di Claudio Magnis, ma è un po' accidente. Il suo musicista preferito, se c'è, se ascolta musica? Ascolto musica. Quando ero giovane mi piaceva molto Mozart, oggi forse più Brahms. Che cosa la fa adirare? Le fa perdere la pazienza? La stupidità. Le piace ballare? No. Cantare? Canta sotto la doccia? Sono stonatissimo. Ha mai pensato di entrare in politica? No. Mai. Okay. Assolutamente no. Un dono che avrebbe voluto avere? Una cosa che non ha, che avrebbe voluto avere? Non so, appunto il canto, saper cantare. E cantare non mi sarebbe dispiaciuto. Vede che l'ho aiutato. La colpa che le ispira la maggiore indulgenza? E l'ingenuità. Qual è la dote migliore degli italiani? La fantasia. Chiudiamo con un'ultima domanda. Qual è il suo motto, se ne ha uno? Non ho un motto mio proprio, no, devo
Ok. Allora, io ho finito di tormentarla, la ringrazio tantissimo professore di essere stato qua con noi. Vediamo solo molto velocemente se c'è qualche domanda in sala, anche se abbiamo veramente minuti risicati. No? Allora vi invito a lasciare entro le 20:30 l'edificio, altrimenti suona l'allarme. Buona partita della Juventus, grazie a tutti.